Parla Fanazzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'Azzurra. Ma prima, se siete nuovi qui, già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso del post partita di DAZN per parlare di Sassuolo-Napoli. Riaggressione come quella di Guardiola? Bisogna andarci piano con i paragoni, poi diventa un problema, bisogna essere calmi. Dobbiamo fare bene le cose, la riaggressione l'hanno fatta molto bene perché sanno strappare la palla all'avversario. Oggi è stata una grande prestazione, perché paragonando alle ultime partite le abbiamo vinte ma con meno qualità. Stasera invece come possesso, gestione delle fasi e come squadra siamo stati superiori alle ultime. Lascia già il tuo mi piace in questo video, perché è molto importante per te non perdere le ultime notizie dal Napoli, che abbiamo pubblicato qui, grazie. Continuando. Le condizioni di Osimhen? Abbiamo valutato sul posto, non sembra niente di grave, solo stanchezza. Lui non riesce a risparmiarsi, ha questa voglia che non si sa dove finiscono. Spera sempre nei 2 metri, poi diventano 200 e non si ferma finché non riprende la palla. Il gesto verso un ragazzo disabile? Lo conosco da anni, sono andato a salutarlo volentieri perché l'ho visto dietro la panchina. È un amico e gli amici si salutano. Supremazia nel gioco? Stasera siamo stati sintetici nelle cose da fare. Siamo stati veloci e qualitativi nel far girare la palla e creare occasioni. Abbiamo sofferto alcune volte perché il Sassuolo è una squadra ben allenata, perciò in alcune situazioni abbiamo sofferto. Nel secondo tempo abbiamo fatto tante cose bene, ci siamo avvicinati più volte al 3-0, viene fuori che la squadra è stata super attenta, super matura e super vogliosa, tutta roba extra. Anche se stiamo vivendo un buon momento, nessuno va morbido su quello che deve fare. Eintracht è una squadra fortissima, ha calciatori velocissimi, ripiega bene e attacca con velocità. Ha gente tecnica e gioca per la singola partita. È più abituata di noi a giocare per il dentro o fuori, hanno anche vinto l'Europa League. Noi lo stiamo facendo e anche se abbiamo il vantaggio non dobbiamo fare troppi calcoli. Dobbiamo comandare la testa e affrontare le partite come se fossero decisive per andare a sognare, perciò questo atteggiamento fa la differenza e ci abitua ad essere dentro le gare ad eliminazione diretta. Ehi, fan di Azzurra? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.